City Vision, il futuro dell'Intelligent City oggi, bentornati, è una giornata densa, ricca di stimoli, ricca di contenuti. Questa mattina è cominciata con gli interventi ispirazionali, gli speech di Alberto Mattiello, che ci ha dato la sua visione di come vivremo e come lavoreremo nelle città intelligenti del futuro. Poi ancora l'intervento di Dana Eleftheriadou, responsabile dell'Intelligent City Challenge della Commissione Europea, questa competizione, questa sfida che accompagna 100 città, tra cui la città di Padova, verso una evoluzione intelligente. E ancora abbiamo parlato di esperienze di Intelligent City europee, in particolare sotto il filtro della mobilità, ma ancora ci siamo occupati dell'esperienza di Smart Region, quindi dalla città intelligente al territorio esteso intelligente, raccontando in particolare l'esperienza veneta con l'assessore regionale Calzavara, e poi architetture digitali e architetture fisiche che contribuiscono a costruire un'Intelligent City. Abbiamo chiuso la mattinata con una carrellata di 6 tecnologie innovative che contribuiscono alla lotta contro il Covid e a sconfiggere la pandemia attualmente in atto. Riprendiamo questo pomeriggio con il grande tema della pubblica amministrazione digitale, al quale poi seguirà un approfondimento sugli open data e su un uso sempre più consapevole di questa mole di dati che continuiamo a produrre in quantità sempre maggiori quotidianamente. Chiuderemo poi con uno sguardo sul futuro che forse dovrebbe essere già un po' presente, il futuro di un paese che deve diventare innovatore. Ma cominciamo con questo segmento, questo panel che ha per titolo Snellire, semplificare, innovare, l'APA che migliora la vita al cittadino. 3 verbi: snellire, semplificare, innovare, ai quali le pubbliche amministrazioni in qualsiasi articolazione devono rispondere. Allora parleremo oggi con Antonino Mola, che si occupa di strategie ICT e agenda digitale per la Regione del Veneto, che ci racconterà qual è l'esperienza della Regione e ancora di più delle amministrazioni che all'interno della Regione del Veneto stanno sul fronte di una semplificazione dei rapporti con i cittadini attraverso il digitale. Poi con Infocamere, con Paolo Fiorenzani, Project Manager Agenda Digitale e Innovazione di Infocamere, vedremo in che modo le pubbliche amministrazioni semplificano la vita a chi fa impresa attraverso il digitale. Poi un'esperienza con un focus su un territorio molto specifico, ma che è ben rappresentativa di una tendenza, e l'esperienza sarà quella che porterà Katia Ventura, responsabile del punto impresa digitale per CNA di Padova. E poi ancora il racconto di 2 esperienze di innovazione con Walter Cerdini, co-founder di Round-T-Block, una start-up che si occupa di una gestione intelligente dei pagamenti, in particolare per i sistemi di parcheggio. E poi ancora con Elena Pasquali, CEO di Ecostir, andremo a vedere in che modo i cittadini possono mettere a disposizione i propri dati consapevolmente e anche ottenendo un qualche tipo di remunerazione. Io voglio ringraziare fin d'ora tutti i nostri panelist per la disponibilità e per la qualità dei contenuti che, sono certo, perché ci siamo già allineati con loro in precedenza, potranno portare a questo tavolo. Partirei subito con Antonino Mola, lo ricordo, è responsabile strategia ICT e agenda digitale della Regione del Veneto. Buonasera Antonino, ti vedo già collegato. Buonasera Domenico, grazie dell'occasione di potermi confrontare con questo prestigioso panel. Allora vorremmo prima di tutto che condividessi con noi l'esperienza che in Veneto si chiama MyPA, è un'esperienza di pubblica amministrazione che cerca di farsi più prossima al cittadino. Sì, grazie Domenico. Allora vorrei partire con uno slogan che noi ci siamo dati come Regione del Veneto e che racchiude un po', se vuoi, no, quei 3 verbi che tu citavi, no? Snellire, semplificare e innovare, secondo chiaramente il nostro paradigma. E lo slogan non è più il cittadino che deve andare verso la pubblica amministrazione,
ma è la pubblica amministrazione che deve raggiungere il cittadino. E questo paradigma noi abbiamo cercato di interpretarlo fisicamente con delle tecnologie che abbiamo messo a disposizione del cittadino. Provo ad aiutarmi nella comunicazione di questo importante concetto per la Regione del Veneto, condividendovi lo schermo e facendovi vedere fisicamente che cosa è per Regione del Veneto la MyPA. Ecco, spero che si percepisca appieno il mio schermo. Sì, te lo confermo. Grazie. Ecco, che cosa è la MyPA? Iniziamo da dove noi vorremmo, ci piacerebbe che il cittadino potesse atterrare nella sua esperienza d'uso dei servizi della pubblica amministrazione. Quando un cittadino ha bisogno di un servizio verso la pubblica amministrazione, il paradigma che usiamo oggi è: deve andare sul sito del comune, del comune A se ha bisogno dei servizi del comune A, del comune B se ha bisogno dei servizi del comune B, che replica un po' un concetto di digitalizzare l'analogico, così come il cittadino è abituato ad andare presso gli uffici della pubblica amministrazione. Il paradigma che abbiamo sempre interpretato dei servizi online è: il comune mette a disposizione i servizi al cittadino. Beh, noi abbiamo voluto invertire con questa proposta tecnologica questo paradigma, dicendo: il cittadino deve avere un unico luogo, in questo caso questo prodotto che noi chiamiamo MyPA, dal quale partire con l'esperienza d'uso più comune oggi per i cittadini, cioè con la ricerca dei servizi, che un'amministrazione intesa come sistema, non come singola entità, un'amministrazione li mette a disposizione. Chiaramente dalla ricerca di questo servizio il cittadino poi può attivare uno dei siti della pubblica amministrazione dai quali poter in qualche modo informarsi su quali sono i servizi o qual è l'offerta di servizio della pubblica amministrazione. L'altro paradigma, l'altro concetto che abbiamo introdotto è non tante esperienze d'uso per quanti sono le pubbliche amministrazioni, ma un'unica esperienza d'uso per il cittadino che deve essere interpretata da tutte le amministrazioni. Avete visto che ho switchato dalla provincia al comune e l'esperienza d'uso del cittadino rimane analoga, quindi questa è semplificazione del cittadino. Quindi il cittadino cerca il servizio in quella che è, perdonate, in quello che è il motore di ricerca specializzato nei contenuti della pubblica amministrazione. Quindi qui, quando io cercherò qualcosa su questo motore, non troverò la risposta alla domanda concorso piuttosto che evento di tutto lo scibile contenuto, ad esempio nei motori generalisti, ma troverò i contenuti della pubblica amministrazione, per poi procedere come? Qui vedete la mia area personale, quindi l'idea che da questo luogo, da una sorta di bacheca del cittadino, dove sulla stessa bacheca io ho tutte le domande che posso fare alla pubblica amministrazione piuttosto che quelle che ho già presentato a vari comuni, quindi il comune di Belluno piuttosto che altri comuni, i pagamenti che ho effettuati e gli avvisi. Quindi, secondo il punto di vista di Regione Veneto, innovare, semplificare e snellire i processi della pubblica amministrazione per offrire sempre di più servizi efficienti ai cittadini significa anche cambiare paradigma, quindi non più il cittadino che si reca presso la pubblica amministrazione, quindi è costretto a visitare gli uffici o i siti di tante amministrazioni, ma il cittadino che parte dalla sua area e viene raggiunto dai servizi della pubblica amministrazione. Ecco,
Questo in sostanza, Domenico, il paradigma che noi abbiamo voluto introdurre con questa tecnologia che si chiama MyPA, ma con altre tecnologie che utilizzano lo stesso paradigma di un ecosistema più ampio. Grazie Antonino, poi torneremo su questo tema dell'ecosistema, ma già intravediamo una dinamica per cui sì, la Regione è forse l'hub che gestisce un processo di innovazione, ma poi sono tutte le amministrazioni che vengono messe a disposizione del cittadino. Molto interessante, ci ritorniamo, ma io vorrei passare subito da un focus sui cittadini a un focus sui cittadini che fanno imprese. Quindi chiamo in causa Paolo Fiorenzani, che lo ricordo è Project Manager per l'agenda digitale e l'innovazione di Infocamere. Infocamere è una realtà che per la sua stessa genesi è abituata al confronto quotidiano e al lavoro fianco a fianco quotidiano con il mondo dell'impresa. Allora Fiorenzani, quali sono i servizi che state mettendo a punto, che avete messo a punto grazie al digitale per le imprese del territorio? Grazie, intanto buon pomeriggio a tutti. Il nostro focus naturalmente è orientato al mondo imprenditoriale, quindi a quella sfera di utenti della pubblica amministrazione che fa impresa. Quando parliamo in Italia di imprese, o meglio di imprenditori, no? Perché poi alla fine sono gli imprenditori che sono chiamati ad operare anche in prima persona con gli strumenti digitali per una corretta gestione della loro impresa, anche dal punto di vista dell'interazione con la pubblica amministrazione. Parliamo a 6 milioni di imprese, dove la stragrande maggior parte sono piccole e medie imprese, quindi realtà non fortemente strutturate, eccellenze dal punto di vista magari del business, delle idee, ma con una struttura organizzativa tipicamente abbastanza contenuta. E quando parliamo agli imprenditori parliamo intanto a circa 10 milioni di soggetti. Nel registro delle imprese, nell'anagrafe delle imprese italiane sono censite 6 milioni di imprese, ma 10 milioni di persone fisiche che hanno a che fare con attività di impresa e ci sono tutta una serie importantissima di imprenditori individuali dove l'imprenditore è anche un po' una persona che ha in mano veramente le redini di tutta l'impresa. Allora sul paradigma dello slogan di questo talk, snellire, semplificare, innovare, le camere di commercio, che Infocamere in qualche modo rappresenta come strumento di innovazione e di servizi, si è trovata a dover mettersi nei panni dell'imprenditore e cercare di capire quali sono gli strumenti di maggior aiuto. Naturalmente gli aspetti che l'imprenditore deve trattare nei rapporti con la pubblica amministrazione sono tantissimi. E da dove siamo partiti? Senza entrare negli aspetti tutti i servizi telematici di gestione delle pratiche amministrative del registro imprese, che sono comunque tutti strumenti digitali, oggi mi vorrei soffermare sugli aspetti quelli anche un po' più innovativi, cioè quelli che credo che ci siano delle immagini di sfondo, mettono l'imprenditore al centro e lo rendono in qualche modo autonomo nell'accesso alle informazioni ufficiali dell'impresa. Quando diciamo che un imprenditore deve essere autonomo nella gestione delle informazioni essenziali della propria impresa, stiamo dicendo che non solo per rapportarsi con la pubblica amministrazione, ma per gestire il proprio business ha bisogno di esibire e avere accesso veloce, sicuro, immediato e anche a costi praticamente zero delle informazioni ufficiali della propria impresa. Quindi oggi la gestione dei flussi informativi è fondamentale che l'imprenditore possa condividere nei rapporti con la pubblica amministrazione, col mondo della finanza, delle banche per l'accesso ai contributi, ma soprattutto nei rapporti commerciali con i propri partner commerciali, clienti, fornitori, prospect, di informazioni certe, sicure, accurate, credibili, accessibili, verificabili, e sono queste le informazioni
che rendiamo immediatamente disponibile all'imprenditore. Non è più l'imprenditore, è un po' il paradigma che è stato raccontato anche nell'intervento precedente, nel quale ci ritroviamo certamente. Non è più l'imprenditore che va a cercare da qualche parte, in Camera di Commercio, in qualche altra amministrazione, le informazioni che lo riguardano, ma portiamo nello smartphone dell'imprenditore tutte le informazioni ufficiali della propria impresa, immediatamente accessibili attraverso impresa.italia.it, un semplice URL da mettere nella barra degli indirizzi del proprio smartphone o del PC dell'ufficio, ma noi la pensiamo molto mobile questo aspetto, perché certamente ogni imprenditore è dotato di uno smartphone, forse ha difficoltà magari nella propria azienda alla gestione, diciamo, del PC classico, dell'ufficio informatizzato, ma ogni imprenditore italiano ha certamente uno smartphone. La propria impresa finisce nello smartphone dell'imprenditore. Impresa.italia.it, l'identità digitale dell'imprenditore è garantita con gli strumenti di identità digitale che oggi sono validi nel rispetto dal punto di vista della pubblica amministrazione, quindi in primis SPID, il sistema pubblico di identità digitale, questa diciamo credenziale unica che rappresenta l'identità digitale dell'imprenditore. L'imprenditore accede, oppure la Carta Nazionale dei Servizi, naturalmente. L'imprenditore accede al servizio con la propria identità digitale, il sistema della pubblica amministrazione garantisce che Paolo Fiorenzani è effettivamente il titolare di una certa impresa, e da quel momento in poi gli archivi di tutto il registro imprese si aprono all'imprenditore, che ne ha a titolo di vedere le informazioni della propria impresa, quelle ufficiali, la propria visura, gli atti costitutivi, i bilanci, nel caso sia un'impresa che deposita i bilanci, le pratiche di impresa, le pratiche dello sportello unico delle attività produttive, le proprie certificazioni, tutte informazioni utili nella gestione d'impresa. Una gestione d'impresa che da un lato è necessaria per snellire e ridurre i tempi del rapporto con la pubblica amministrazione, ma credo sia molto interessante anche quello di far crescere la cultura imprenditoriale dei nostri imprenditori, di presentarsi ai loro partner commerciali col proprio biglietto da visita ufficiale, quindi con i dati della loro impresa. Oggi un'impresa ha certamente bisogno di dimostrare proprio nel mondo dell'immateriale, del digitale, chi è, e lo deve dimostrare con certezza giuridica. Qual è il modo migliore se non quello di esibire online immediatamente i documenti ufficiali della propria impresa direttamente dallo smartphone dell'imprenditore, con tutte le certezze del caso. Paolo, Quindi, grazie per questa carrellata. Torneremo con un secondo giro successivamente, ma grazie per questa immagine dei 10 milioni di imprenditori che già con il loro smartphone hanno a disposizione uno strumento per definizione, che per definizione possono portare con sé e contiene un po' le informazioni che sono il grande patrimonio di un'impresa. Grazie Fiorenzani, torniamo a breve, ma vorrei chiamare in causa, a proposito di imprese, Katia Ventura di CNA Padova, che è la responsabile per CNA Padova di un progetto che si chiama Punto Impresa Digitale. Allora, se Infocamere è un po' l'hardware, anche se in realtà si tratta di software, ma è quella realtà che mette a disposizione delle tecnologie, a disposizione degli imprenditori, attività come quelle del Punto Impresa Digitale sono un po' il software, o meglio il momento di presa di consapevolezza e di formazione, cioè proprio la fase di accompagnamento degli imprenditori verso l'uso di queste tecnologie e di tutto quello che il sistema dell'innovazione può offrire loro. È così, Katia Ventura? Sì, assolutamente. Noi come associazione di categoria rappresentiamo il 95% di quel mondo che prima ha illustrato il dottor Fiorenzani, quindi l'artigianato e la piccola impresa. Un mondo che si sta ovviamente avvicinando al digitale, anche e soprattutto per quello che riguarda i rapporti con la pubblica amministrazione. Certamente è importante che la pubblica amministrazione vada verso l'impresa, ma non è scontato che l'impresa sappia utilizzare
gli strumenti che oggi ci sono a disposizione. Quindi come associazione di categoria noi facciamo un po' un'attività di intermediazione, almeno nella fase iniziale, per diciamo, creare cultura rispetto a questi strumenti e anche ovviamente per insegnare ai nostri imprenditori come utilizzarli. E lo facciamo attraverso appunto questo sportello che abbiamo attivato in collaborazione con la Camera di Commercio di Padova. È un progetto che nasce in Camera di Commercio di Padova, a cui appunto CNA ha aderito, e realizziamo tutta una serie di attività che sono innanzitutto di natura informativa, quindi attraverso attività seminariali, webinar. Facciamo proprio appunto delle azioni di informazione ed orientamento e anche attraverso delle consulenze gratuite dove cerchiamo anche un pochino di approfondire il grado di maturità digitale dell'impresa, cercando di fargli fare anche un passo successivo, quindi dal semplice utilizzo dello strumento digitale di base anche magari a qualcosa di più innovativo che parte magari da strumenti legati alla comunicazione e al marketing, ma anche a diciamo strumentazioni innovative legate proprio alla gestione della loro attività di impresa. E come Punto Impresa Digitale di recente abbiamo organizzato proprio un ciclo di webinar sui temi degli strumenti digitali verso la pubblica amministrazione. Abbiamo realizzato da metà ottobre ad oggi praticamente 5 webinar, di cui alcuni di questi fatti anche in collaborazione con Infocamere. E quindi questa esperienza, che è quella che vorrei riportare qui oggi in questo incontro, è anche un po' per trasmettere quello che è il punto di vista delle imprese e la reazione che c'è di fronte a questi strumenti. E devo dire che la reazione è stata molto molto buona. I webinar che noi abbiamo fatto hanno trattato temi di base. Siamo partiti dalla Carta Nazionale, dalla CNS, dalla firma digitale, ne abbiamo fatto uno relativo al cassetto digitale e altri che hanno riguardato gli strumenti di pagamento, quindi PagoPA piuttosto che iConto. E in questi webinar abbiamo cercato innanzitutto di diffondere, di sensibilizzare ovviamente all'uso di questi strumenti, ma anche con dei video tutorial che poi abbiamo fornito anche registrati ai nostri imprenditori, anche proprio le modalità con cui appunto si utilizzano questi strumenti. E la partecipazione, dicevo, è stata notevole. In tutti questi webinar che abbiamo fatto, complessivamente abbiamo formato oltre 550 imprese. E nella partecipazione devo dire che circa la metà di queste ci ha seguito in tutto il ciclo, quindi diciamo, ha partecipato a tutti quanti gli incontri. E credo che sia un bel risultato sinceramente, ma che dimostri anche come l'interesse da parte dell'impresa sia effettivamente di confrontarsi con questi strumenti. Quindi anche un po' la volontà di imparare ad utilizzarli, scusate il termine, di perderci un po' di tempo per capire e rendersi sempre più autonomi. E ovviamente la cultura digitale dell'imprenditore, soprattutto quello medio-piccolo, parte dalle cose semplici. E quindi quello che è nella sua attività quotidiana, quindi gli strumenti che è chiamato ad utilizzare nella sua attività quotidiana, sono anche un po' il viatico per poi aiutarci a parlare con loro anche magari di strumenti digitali più importanti. Condivido quello che è stato detto in pieno in merito all'utilizzo dello smartphone, perché noi abbiamo visto che più queste applicazioni, questi diciamo, strumenti digitali passano attraverso lo smartphone, più diciamo, hanno impatto e prendono piede anche appunto in quegli imprenditori che magari non hanno grande dimestichezza con questi strumenti. Lo smartphone oggi è uno strumento che sappiamo usare tutti quanti, non è più vero che lo usiamo solo per telefonare, lo usiamo per fare molto e il fatto appunto che ad esempio la firma digitale oggi con la sua nuova modalità
possa essere utilizzata anche attraverso lo smartphone, che tutti i portali della pubblica amministrazione ovviamente siano profilati anche per l'utilizzo col telefonino, è sicuramente un grande vantaggio e aiuta molto nella diffusione. Certamente in questo periodo ha contato molto anche chiaramente il periodo di lockdown che abbiamo vissuto, perché la difficoltà di prendere appuntamento, la difficoltà di fare, diciamo, fisicamente delle attività che prima appunto si facevano in presenza, le code molto banalmente agli sportelli per pagare contributi o altro, ha dato un'accelerata importante anche all'utilizzo di questi strumenti. E anche in parte il fatto che magari ci siano degli obblighi che in qualche modo ne impongono l'utilizzo, penso alla firma digitale che adesso è diventata diciamo obbligatoria tra virgolette per le imprese di capitali e per le società, scusate, lo diventerà prossimamente anche per le imprese individuali. Però credo che siano passaggi necessari perché alcune forzature, passatemi il termine, sono anche appunto necessarie proprio per avvicinare il sistema delle imprese a questa innovazione, ok? E ecco, quindi quello che io ci tenevo a portare era appunto un po' la testimonianza e il punto di vista delle imprese che penso che insomma stiano facendo la loro parte da questo punto di vista e che non abbiano una reazione né di disinteresse né diciamo di approccio superficiale verso questi strumenti. Il ruolo dell'associazione appunto come punto impresa digitale io credo che sia un ruolo di intermediazione importante proprio per quello che dicevo prima, perché il fatto che la pubblica amministrazione vada verso il cittadino comporta anche, o nel nostro caso l'impresa, che ci sia un po' diciamo una comprensione nell'utilizzo di questi strumenti che è sicuramente importante. Lo slogan che è stato utilizzato prima, snellire, semplificare, innovare, è ovviamente uno slogan che le nostre imprese sposano in pieno, che insomma è da anni che chiedono, ecco ovviamente da parte loro dopo ci vuole anche un passo verso la pubblica amministrazione, quindi io credo che da questo punto di vista insomma quest'anno ci stia insegnando molto come diciamo accelerazione in quello che è l'utilizzo degli strumenti digitali. Bene, grazie a Katia Ventura. Allora, prima di tornare con un secondo giro di tavolo ai nostri tre interlocutori che fino ad ora hanno animato il nostro panel, facciamo un momento di attenzione su un fenomeno che spesso associamo al sistema delle imprese private, quello dell'open innovation. Che cosa significa open innovation in due parole? Un'azienda che cerca di innovare un prodotto, un servizio e lo fa guardando anziché al proprio interno all'esterno, all'ecosistema dell'innovazione che lo circonda, start-up, centri di ricerca, innovatori e così via. Allora non ci viene così facile pensare a processi di open innovation nel pubblico, ma invece questi processi esistono e allora abbiamo due esperienze di altrettante start-up che provano a portare le proprie proposte di innovazione al sistema del pubblico. Allora partirei con Walter Cerdini, che è co-founder di Round T-Block, un sistema di pagamento dei parcheggi basato su una tecnologia blockchain, ma Walter ce lo spiegherà molto meglio di quanto possa fare io. Allora Walter, lascio a te la parola per un veloce pitch di presentazione della vostra proposta di innovazione. Bene, grazie. Buon pomeriggio Domenico e buon pomeriggio a chi ci segue. Parleremo di blockchain, utility token, smart contracts, big data per presentare appunto un sistema per gestire le problematiche dei parcheggi nelle città intelligenti e a questo punto condivise anche attraverso un nuovo modello di gestione. Il sistema si chiama Park, diciamo che è la trascrizione fonetica della parola park, parcheggio. Prossima slide per favore. Mi scuso ma dovrò sempre chiamare le nuove slide dalla regia. Allora, ovviamente questo sistema si inserisce diciamo, nell'ambito delle smart cities, delle shareable cities, delle città intelligenti e città intelligenti che ovviamente dovranno essere condivise, dovremmo
come già è stato accennato anche in precedenza, avere nuovi modi comportamentali, perché diciamo dovremmo sempre più andare verso un'economia basata sull'utilizzo più sostenibile delle risorse esistenti. Quindi diciamo le città dovranno gestire in modo intelligente le risorse, le attività economiche, l'urbanistica, l'amministrazione interna, le problematiche legate anche alla mobilità di persone e di cose. Prossima slide, per favore. Noi ci occupiamo di problematiche legate alla mobilità in modo innovativo. La mobilità è una problematica molto seria, che il 30% del traffico nei centri urbani è causato da automobilisti che hanno raggiunto la destinazione e che devono trovare parcheggio. A questo si aggiungono altre problematiche a cui siamo molto vicini nell'ambito delle shareable city, che sono quelle relative, diciamo, a persone che hanno disabilità e che comunque hanno necessità di raggiungere un parcheggio adeguato vicino alla destinazione. Un'altra problematica della mobilità è sicuramente quella degli alti costi di gestione dell'incasso. È una cosa che magari sorprenderà molti di voi, però il netto che i comuni incassano dalla gestione della sosta è veramente molto poco, diciamo, rispetto a quello che noi paghiamo, e questo ovviamente non è positivo. Tanto per darvi un'idea di quanto costano i servizi di sosta nelle varie città, prossima slide per favore. Nel grafico che vedete, le barre in verde rappresentano le città primatiste, che sono Londra e Stoccolma, dove il costo è di circa 9 euro ogni ora, cosa che sarebbe impensabile per una città italiana. Prossima slide. E diciamo, nonostante questi incassi, c'è un problema dei costi di gestione, che sono dati dai costi ingenti delle apparecchiature e il costo di intermediazione dei sistemi di pagamento, perché come vedremo, diciamo, anche i sistemi attuali di incasso sono molto costosi in termini di fee, e quindi diciamo rendono, prossima slide per favore, il servizio anche antieconomico per chi lo fornisce, perché in alcuni casi che abbiamo analizzato il costo dell'incasso e di tutto quello che è, diciamo, il servizio raggiunge anche fino all'80% di quello che i cittadini pagano, diciamo, come tariffa. Prossima slide. Presentiamo questa soluzione che sarà disponibile dal prossimo gennaio, che è un nuovo sistema per gestire le problematiche legate al parcheggio delle città che, come dicevamo prima, devono diventare intelligenti e condivise, però devono farlo, diciamo, attraverso un nuovo modello di gestione che noi proponiamo essere basato su blockchain per garantire una massima trasparenza, perché insomma gli incassi legati a questi servizi non sono sicuramente i più trasparenti possibili, e diciamo nuovi strumenti di gestione di questi incassi, che sono gli utility token, che non sono altro che dei gettoni informatici che vengono utilizzati per pagare questi servizi. Sono l'equivalente informatico del gettone classico che noi siamo abituati a possedere, magari quello del lavaggio auto. Ecco, diciamo, è più o meno una cosa molto simile. Prossima slide, per favore. Allora, perché proponiamo questo nuovo sistema di gestione dei parcheggi? Perché è innovativo, perché le transazioni sono blockchain, utilizzano degli smart contract, e vedremo dopo cosa servono gli smart contract per garantire la massima trasparenza nella gestione del servizio. È un'applicazione, come si usa dire in ambito blockchain, disruptive, perché disintermedia i sistemi tradizionali di gestione e di incasso della sosta, aumentando gli incassi dell'80%, mediamente all'80%, in un periodo come questo in cui le risorse sono più che mai importanti. Questo secondo noi rappresenta un margine molto significativo per gli enti pubblici. È innovativo anche per un'altra questione molto importante, perché è partecipativo. Parlavamo prima di shareable city, il sistema permette di condividere le proprie risorse creando modelli collaborativi, e ovviamente parlando di parcheggi il sistema introduce questo concetto, diciamo, di poter condividere con altre persone anche il proprio posteggio privato quando magari non lo utilizziamo.
è un'opportunità che si verrebbe a creare per ridurre traffico e inquinamento per una mobilità più sostenibile, diciamo, come fra i principi anche del Green Deal europeo che, diciamo, è stato introdotto con la presidenza della von der Leyen. Prossima slide, per cortesia. Vi parlavo di condivisione dei posteggi, quindi Park è una comunità fatta da automobilisti che hanno necessità di trovare un parcheggio in modo veloce, ma che, diciamo, anche di persone che possiedono un posto privato e che con la logica della condivisione lo possono mettere a disposizione quando non lo utilizzano. Abbiamo introdotto anche una finalità sociale, quindi condividere le proprie risorse vuol dire creare servizi collaborativi, ma vuol dire anche magari fare pagare la sosta del proprio posteggio privato, ci auguriamo, devolvendo ad associazioni che svolgono attività sociali, diciamo, quanto viene ricavato da questa attività. Prossima slide, quindi brevemente riepilogo, ogni cittadino può mettere a disposizione il proprio parcheggio privato, ma questo vale anche, diciamo, per quelli che sono i posteggi riservati a persone con disabilità, che possono sia prenotare un posteggio a loro riservato, ma possono anche condividere con altre persone che hanno disabilità il loro posteggio quando non lo usano. Diciamo, nell'applicazione, che ovviamente si basa su smartphone, e noi più di altri senza smartphone non potremmo proprio fare niente, diciamo, sono disponibili nell'ambito di questa applicazione, sono disponibili strumenti di ricerca, ma è anche disponibile un sistema di condivisione, appunto. Prossima slide, qui ho fatto una rappresentazione grafica, diciamo, dei due sistemi tradizionali. Quindi il sistema del cash, il sistema del credit card. Il cash ha delle problematiche di costo enormi, pagando in contanti vuol dire che c'è qualcuno che deve svuotare i parchimetri, c'è un sistema di conta, il deposito in banca, insomma i costi sono veramente alti. Non sono bassi neanche i costi che si hanno utilizzando i sistemi di pagamento tradizionali. Una fee base costa mediamente 35 centesimi, quindi voi immaginate sui micropagamenti quanto questo possa incidere. Con il nostro sistema invece, slide successiva per cortesia, noi abbiamo creeremo questo utility token, quindi, diciamo, una moneta virtuale che si basa su blockchain. All'interno dell'app ci sarà un proprio wallet dove ogni cittadino avrà in custodia i propri token. Verranno utilizzati i token per pagare, diciamo, e il costo di questa operazione sarà, come indicato al punto 2, di circa 9 centesimi, quindi siamo veramente su costi di gestione veramente irrisori se confrontati con quelli che vi ho presentato prima. Slide successiva, avremo anche una trasparenza nella gestione con smart contract. Ogni transazione di ogni singolo posteggio sarà appunto tracciata in blockchain, come pure saranno tracciate in blockchain le ripartizioni dell'incassato. Quindi adesso, se voi andate ad analizzare un po' i bilanci degli enti pubblici che fanno incassi relativi alla sosta, trovate delle cifre che sono cifre assolute, non c'è nessuna dimostrazione. E questi dati li abbiamo visti anche prima, è molto, molto chiaro, Walter, veramente questo elemento di disruptiveness della vostra soluzione. Ti faccio solo una domanda per concludere, grazie per questa presentazione così esauriente. Dicevi che si parte a gennaio, qual è il target col quale state cercando di dialogare? Dove state cercando di allargare il vostro business? Dunque, stiamo cercando di dialogare con tutte le amministrazioni pubbliche, in particolare nei comuni. Abbiamo già degli importanti accordi con province nel nord Italia, sia per quello che riguarda associazioni di disabili che porteranno avanti questo progetto con amministrazioni provinciali e comunali. Sarà sicuramente un bel progetto di cui magari potremo parlare anche a un prossimo
a un prossimo Molto evento. volentieri, grazie davvero, Grazie, in bocca al lupo, in bocca al lupo a Walter Cerdini, co-founder di Round T-Block, e passiamo ora a un'altra storia di innovazione che è quella di EcoSteer. Lo facciamo con Elena Pasquali, che dell'azienda è CEO. Cos'è EcoSteer? È una realtà che ha messo a punto una digital data platform in cui i cittadini possono gestire informazioni che possono condividere con stakeholder, con aziende. C'è anche un aspetto di remunerazione, ma lascio subito la parola a Elena Pasquali. Le invito a rispetto dei tempi, così riusciamo a concludere anche successivamente il secondo giro di tavolo. Prego Elena, a te la parola. Grazie mille, grazie mille. Allora, grazie mille per l'introduzione. Io sono Elena Pasquali, appunto l'amministratore di EcoSteer. Noi siamo una startup che opera in ambito IoT e blockchain, e il nostro obiettivo è quello di costruire una nuova economia dei dati, distribuita e decentralizzata. Perché questo è importante? Perché entro 10 anni ci saranno oltre 70 miliardi di dispositivi connessi nelle nostre città. E questi dispositivi trasformeranno i nostri asset, le nostre auto, le nostre case, gli autobus, gli edifici in sorgenti di flussi di dati, ma anche noi stessi in sorgenti di flussi di dati, quelli che vengono chiamati i gemelli digitali. E i flussi di dati creati dai nostri gemelli digitali hanno la possibilità, danno all'amministrazione pubblica, alle città, la possibilità di creare dei processi, delle soluzioni per rendere le nostre città più efficienti, come raccontava Walter, più pulite e più sicure, come abbiamo scoperto anche durante la pandemia, quando ci siamo resi conto di quanto sia importante condividere i nostri dati. Ma durante la pandemia in realtà però è successa una cosa: ci siamo divisi in due campi. Da un lato gli integralisti: io i miei dati non lo condividerò mai con nessuno per nessuna ragione. Dall'altro i rassegnati, quelli che vabbè, già i miei dati li condivido con chissà chi per stupidaggini probabilmente, tanto vale che li condivida per il bene della mia comunità. Perché questo accade ad oggi? Perché l'economia dei dati è centralizzata. Tecnicamente che cosa significa? Significa che le piattaforme con le quali noi condividiamo i nostri dati hanno assoluto controllo sulla loro condivisione con terzi. La nostra soluzione decentralizza il controllo all'accesso dei dati, rimettendolo nelle mani dei loro legittimi proprietari, i cittadini. Funziona come uno strato di governance della condivisione dei dati che si sovrappone a qualunque piattaforma tradizionale di data brokering, come si chiamano, di distribuzione dei dati, e disintermedia, come diceva già Walter, il controllo dell'accesso ai dati utilizzando due meccanismi: end-to-end encryption e smart contract. Il dato viene cifrato alla sua fonte, per esempio scatola nera di un'auto o qualsiasi applicazione sul nostro smartphone, attraversa la piattaforma di brokering ancora cifrato, raggiunge l'applicazione e l'utilizzatore finale sempre cifrato e potrà essere decriptato soltanto con esplicito consenso del possessore legittimo del dato, del cittadino, consenso che verrà esercitato con uno smart contract nella blockchain. Siamo felici di dire che questa piattaforma ha ottenuto un brevetto negli Stati Uniti dopo soli 2 mesi dal suo deposito. Come dicevo, noi vogliamo decentralizzare tecnicamente l'economia dei dati, ma anche distribuirla. Quindi vogliamo dare la possibilità alle aziende e alle città di creare i propri data hub, perché appunto la condivisione dei dati è alla radice di nuove forme di partecipazione, alla radice del benessere delle nostre città intelligenti. Ma è necessario che i cittadini possano controllare l'accesso ai dati e, come si diceva prima, abbiano un meccanismo incentivante per condividerli. Infatti, i marketplace saranno naturalmente diversi per città, diversi per azienda, ma avranno 2 caratteristiche fondamentali in comune. Daranno ai cittadini la visibilità su tutte le parti che desiderano avere accesso ai loro dati e la possibilità di dare questo accesso e di revocarlo unilateralmente, e consentiranno ai cittadini di accumulare tokens, come si diceva prima, per avere deciso di condividere dati importanti.
Cosa significa questo in una smart city? Beh, può significare, come si diceva prima, incentivare la partecipazione digitale, incentivare la partecipazione dei cittadini al benessere e implementando sistemi che li rendano sicuri di poter condividere i propri dati con chi vogliono per finalità note e di poter revocare questo consenso in qualunque momento in maniera semplicissima, con un semplice click, e di essere remunerati per questa condivisione. Per cui io, per esempio, potrei decidere di condividere i miei dati di mobilità, magari per un token al giorno, e con 10 token potrei comprare un'ora di parcheggio in un parcheggio della città. La nostra visione è allineata con la strategia dei dati della Commissione europea, che parla proprio della creazione di data pools, di hub di scambio di dati, dove tecnologie decentralizzate come la blockchain diano ai cittadini, ai consumatori, la possibilità di controllare in maniera granulare l'accesso ai propri dati e di essere compensati per la loro condivisione, gettando quindi le basi di una nuova economia dei dati partecipativa e decentralizzata. Io vi ringrazio moltissimo dell'attenzione e sono disponibile per Grazie Elena, grazie davvero. Ho una domanda. Citavi la patent, il brevetto ottenuto in appena 2 mesi. Sappiamo che che partecipate a Unicredit Star Lab, quindi anche lì grandi occasioni di crescita e sviluppo. Quindi la domanda è con una risposta flash, è sullo stadio di maturazione del progetto. A che punto siamo rispetto al mercato? Allora, abbiamo un primo cliente, sono molto felice di dire, che è Alperia, la utility dell'Alto Adige, con la quale abbiamo già implementato una serie di sensori tipicamente smart city, come lighting, sensori di lighting, di parcheggio, con la nostra piattaforma, e entro la fine dell'anno faremo il deployment di queste installazioni presso l'infrastruttura aziendale. Grazie, grazie ancora Elena Pasquali, amministratore di EcoSteer, in bocca al lupo anche a te, anche a voi. Faccio una dichiarazione di intenti, sono le 15:17 e 23 secondi, a 15:30 chiudiamo, ma voglio avere l'opportunità di ascoltare ancora per un ultimo giro Antonino Mola, Paolo Fiorenzani e Katia Ventura, quindi li invito alla sintesi nelle loro risposte, però ecco la domanda per Antonino Mola. Ci hai raccontato prima l'esperienza di MyPA, questo cambio di paradigma, non più il cittadino che cerca l'istituzione, ma l'ente pubblico che va a offrire i propri servizi a casa del cittadino. Tutto questo ci raccontavi, e vorrei che ci descrivessi adesso un pochino più nel dettaglio, non può esistere se non c'è un cambio di mindset anche nella governance di questa nuova idea di servizio, una governance che deve diventare multilaterale, così? Assolutamente sì, permettimi di condividere di nuovo lo schermo, mi aiuto con qualche slide, giusto per essere più efficace nella comunicazione. Allora, il messaggio che volevo lasciare come contributo, vedete lo schermo? Sì. Ottimo. Il messaggio che volevo lasciare è un po' darvi come suggestione quello che è il modello di innovazione che Regione Veneto sta cercando di percorrere. Beh, innanzitutto siamo in linea con quello che ho sentito fin qui. Per noi innovazione digitale tradotto significa mettere a disposizione servizi sempre più intelligenti alla pubblica amministrazione. Ma permettimi anche qui uno slogan. Noi diciamo che vanno digitalizzati i processi, ma vanno rese analogiche le interfacce. Per dire che cosa? Per dire che nel Veneto, pur essendo una delle regioni più parche in Italia, abbiamo 220.000 pubblici dipendenti, che rappresentano dal nostro punto di vista un front-end eccezionale nei confronti dei cittadini che vogliono usufruire dei servizi snelli, semplici e innovativi. Quindi il paradigma che noi vorremmo proporre è, non si parla di, quando parliamo di digitale, innovazione digitale, non parliamo solo di strumenti digitali, ma parliamo di rendere digitali alcuni comportamenti.
E cosa di più efficace di un dipendente pubblico che risponde magari a una chat video o meno su uno smartphone a un cittadino che gli chiede di iscrivere il proprio figlio a scuola, magari prendendo un appuntamento per una videoconferenza de visu, e cosa di più interessante se alla richiesta dell'iscrizione del figlio a scuola l'operatore del comune risponde: quale dei tuoi 3 figli? No? Quindi il paradigma di digitalizzare i processi ma mantenere analogiche le interfacce, perché abbiamo un front-end eccezionale di persone che possono mettersi a disposizione anche dei processi di superamento del digital divide del cittadino. Quindi come contiamo, come abbiamo pensato di portarlo avanti questo tendere verso quest'idea di innovazione digitale che digitalizza i processi ma tende a mantenere analogiche le interfacce, mettendo a disposizione le tecnologie, animando il territorio e facendo rete e gestendo il cambiamento. Che cosa vuol dire? Vuol dire che Regione del Veneto mette a disposizione le tecnologie per i servizi digitali, SPID, PagoPA, l'applicazione IO, sono tutte applicazioni che possono essere oggi rese disponibili dai comuni del nostro territorio attraverso le piattaforme abilitanti regionali che si connettono alle piattaforme abilitanti nazionali. Ma ancora non basta mettere a disposizione le tecnologie se vogliamo innovare e trasformare la nostra pubblica amministrazione, ma dobbiamo fare rete, animare il territorio. Questi 220.000 pubblici dipendenti, bisogna iniettare competenze digitali, capacità di utilizzare gli strumenti, potrebbero diventare un formidabile strumento per semplificare i processi digitali che devono essere messi a disposizione dei cittadini. Ma ancora non significa fare innovazione solo mettere a disposizione delle tecnologie, animare il territorio, ma significa anche gestire il cambiamento, quindi avere degli strumenti per capire quali sono i bisogni, per capire quali sono gli obiettivi realizzabili, per individuare i fabbisogni che realmente, concretamente la pubblica amministrazione, i cittadini in qualche modo producono per le loro esigenze, e poi la capacità di mettere a terra azioni cantierabili veramente efficaci. Concludo dicendo che il nostro modello è basato su quello che noi chiamiamo un patto tra i produttori di innovazione. La modernizzazione della nostra società, che può essere spinta in maniera significativa dalla pubblica amministrazione, passa attraverso una governance multi-stakeholder e multilivello che vede la pubblica amministrazione, il territorio, gli enti, il mercato e l'accademia che insieme, attraverso un patto tra produttori di innovazione, si distribuiscono i compiti nel processo di innovazione. In questa slide abbiamo cercato di esemplificare su chi deve avere le redini della direzione, chi deve fornire strumenti digitali e chi invece deve gestire l'hardware e il software e chi deve sviluppare competenze digitali. Chiarissimo, grazie davvero ad Antonino Mola, e voliamo su Paolo Fiorenzani che prima ci ha raccontato così bene, in maniera così esauriente, la moltitudine di servizi che Infocamere mette a disposizione di quei 10 milioni di imprenditori che con un cellulare in tasca possono entrare in contatto diretto con questa mole di strumenti. Ma la mia domanda, Paolo, è qual è il livello di consapevolezza in questi 10 milioni di imprenditori rispetto alla grande offerta che mettete loro a disposizione? È un'ottima domanda. Il tema della, competenze digitali di base, ma in qualche misura anche della cultura d'impresa, quindi qualche cosa che va oltre all'esercitare l'attività imprenditoriale, ma avere contezza dal punto di vista anche più amministrativo della gestione dell'impresa, è certamente un tema importante. Mi soffermo sul tema delle competenze digitali in particolare. Oggi non tutti gli imprenditori hanno
disponibilità di una identità digitale, che sia SPID o che sia la firma digitale. Molto interessante le attività di diffusione sul territorio che i punti impresa digitale stanno facendo, e faccio certamente riferimento all'intervento di Katia Ventura che ha fatto prima. Posso dare qualche numero: 6 milioni di imprese in questo momento in Italia, e ci sono meno di 1 milione di queste imprese che stanno utilizzando il cassetto dell'imprenditore. Oggi il cassetto dell'imprenditore, quindi strumento gratuito, disponibile sullo smartphone, facilmente utilizzabile, è utilizzato da poco più di 830.000 imprenditori. Cosa dobbiamo dire? Che chi lo usa con grande soddisfazione e con anche una certa frequenza, una certa intensità, e tutti gli altri ne hanno bisogno come gli 830.000 imprenditori che lo stanno utilizzando. Quindi c'è certamente un lavoro di raccontare, di comunicare, di far rendere consapevoli gli imprenditori che cose che fino a ieri sembravano difficilmente raggiungibili, quella che viene chiamata spesso burocrazia, oggi sono a disposizione di tutti facilmente, a costo zero praticamente, sul proprio smartphone. Quindi questa è un po' la sfida da fare, e le Camere di Commercio sono certamente in prima linea nel raccontare e nel diffondere questo tipo di servizi, anche delle competenze digitali, e anche tutta un'altra serie di attori, ma dobbiamo andare avanti. E l'altro elemento fondamentale, sempre legato all'identità digitale, è quello di rendere come dire, usuale l'utilizzo di identità digitali anche forti, come la firma digitale, non solo per il rapporto con la pubblica amministrazione, ma anche per il rapporto tra imprese. Quindi certamente c'è un gap da colmare. È inutile stare a parlare di indice DESI, che appunto anche perché non ne abbiamo il tempo. Esatto, Paolo. Ma c'è comunque un gap da colmare, ma sono stati fatti grossissimi passi avanti. Grazie davvero a Paolo Fiorenzani per aver condiviso l'esperienza di Infocamere. Voglio chiudere con Katia Ventura, responsabile del punto impresa digitale per CNA Padova. Abbiamo pochissimo tempo, 2 minuti, e una domanda che invece richiederebbe ore di risposta, ma noi ci proviamo lo stesso. Katia, ci hai raccontato del lungo percorso, del grande coinvolgimento nella fase di formazione che il punto impresa digitale ha proposto, ma poi alla fine, quando un imprenditore parla con voi e parla di pubblica amministrazione digitale, che cosa chiede per davvero? È semplificazione, senza ombra di dubbio. Chiede quello che effettivamente la pubblica amministrazione sta facendo, di poter dialogare in modo veloce, perdendo meno tempo possibile, con risposte certe ed immediate. Quindi questo senz'altro. Io credo che sia un percorso che sta avvenendo, però come sempre l'utilizzo di strumenti digitali ha bisogno di un periodo di start-up, possiamo definirlo così anche quello, nel senso che appunto non è automatico che poi effettivamente un'impresa capisca immediatamente il valore nell'uso di questi strumenti. Quello che devo dire è che in passato molte erano le aziende che chiedevano a noi come associazione di fare le pratiche al posto loro, e dopo questi webinar molte sono le aziende che ci hanno chiamato per avere ulteriori spiegazioni di come può funzionare, per imparare bene, per farlo imparare alla propria segretaria, responsabile dell'amministrazione, per essere sempre più autonomi. Ecco, io credo che quello sia l'ostacolo maggiore da superare, e questo perché ovviamente c'è sempre grande richiesta, ma dopo bisogna anche un pochino dedicare tempo e risorse, perché il digitale è anche questo, competenze, tempo e risorse per l'impresa. Insomma, ci stai raccontando che questo segnale di cambiamento comincia a farsi riconoscere. Bene, io voglio davvero ringraziare Antonino Mola, Paolo Fiorenzani, Katia Ventura, Walter Cerdini ed Elena Pasquali per aver condiviso la loro esperienza. Abbiamo cercato di uscire dal luogo comune, quello che racconta una pubblica amministrazione elefantiaca, incapace di innovare. Abbiamo mostrato che le esperienze di innovazione ci sono, e anche le pratiche, e che spesso magari serve soltanto un po' la volontà di conoscere quali sono le opportunità offerte dalle pubbliche amministrazioni sul fronte dell'innovazione. Grazie ancora a tutto il panel. Il prossimo
segmento di City Vision è dedicato a un altro grande tema, un'altra grande sfida, quella degli open data per il governo della città. Grazie ancora e a tra pochissimo.